Io sono Giovanni Maffucci, esperto in ceramica preistorica e quindi nel processo di trasformazione della materia che è la ceramica. Partendo da questo principio, quindi dai principi base del processo di trasformazione della materia, si scopre come la ceramica si muove e che possibilità ha. E quindi abbiamo realizzato tutta una serie di creazioni, dall'artigianato artistico alle cose un pochino più di sostanza per gallerie, con il processo della ceramica. Abbiamo creato delle impressioni, pone sull'argilla una foglia che durante la fase di cottura lascia la sua impronta proprio sulla materia. È un ossido riduzione circoscritta, mirata. Si ha una specie di fotografia ancestrale. Mentre queste invece sono delle realizzazioni di artigianato artistico. Questo è un progetto di artigianato artistico, questo degli elementi del bosco, quindi non è tanto importante la tecnica ma il messaggio che c'è dietro. Per essere artigiano occorrono molte qualità e una capacità di individuare e di posizionare la propria capacità creativa in un mercato, perché altrimenti non sei un artigiano. Poi invece l'aspetto artistico è tutto un altro paio di maniche. Un artigiano a cui ti sei ispirata È o artista? difficile. Artista posso dire Rothko come artista. Se no molto molto bello, vi consiglio di andare a vedere qualcosa su internet, Andy Goldsworthy, una persona squisita che lavora solo con la natura, con elementi naturali e crea delle installazioni meravigliose.